così. E voi dite la parola che manca. Forse fa rima, almeno facciamo le rime assieme. In italiano, lo capite, il friulano non lo so, quindi parto l'italiano adesso. Tiro un sospiro di sollievo e passeggio, entro qua e me la polleggio. Ho una macchina parcheggiata nel... è chiaro, solo che un problema, la batteria su via, ho lasciato acceso un faro. Non intendo quello di Vamos alla playa, il faro che illumina tutta la baia. Non sarebbe una cosa non strana, strana non di noi, a noi altri estranea, a meno che non sia in degrado alcolico a grado. Dove c'è musica io ci sono, mi esprimo con il micro. Tu dici che vuoi che sia se uso le rime come un'alchimia? C'è qualcuno che mi ascolta? Questa è una cassa? Spia, era un termine tecnico, scusatemi se sono troppo eclettico, mentre miscio linguaggi come se fossero denti di Ingra. Ho degli strani presagi però, su via, qualcuno mi dice ogni parola passa, ed è per questo che mi siedo su questa. È una situazione pesa, è una cassa mica quella che usi quando vai a pagare alla spesa, ne palesa il peso, non ci passa uno perché la corsia, abbiate pazienza, è stretta come quella di emergenza. Ma comunque mi rovino con sta crisi, ho dei problemi in realtà. Ci vorrebbe un indovino per alzare i tassi di interesse, ma non sarebbe cosa gradita dai mari ai... L'Italia è nita, anzi è perver, o forse si è diver. Potrei disegnare con una ma chi mi dà un foglio, lo voglio, mi scappa di mano come il generale Ba. È un po' di storia, nostra, vostra, loro. Loro non ce lo danno a noi, se lo tengono per loro, ma io loro non lo ha. Preferisco comunicare con gente che non dorme sull'al. Pensavo a loro, mentre pensavo a loro che dorme sull'alloro, ma mi pare che la democrazia dice che anche altare è abbastanza giusto, è uno scambio di opinioni. Siete un pubblico 2.0 senza internet e le televisioni. Finisco le improvvisazioni, se no vi addormentate sulla sedia. Non trovo qualcosa nella testa, mi ci vorrebbe un'enciclopedia, datemi wiki. Non si rimedia al vocabolo ed è strano. Non c'è voce se cerco una parola in friu, perché dobbiamo metterla noi, un po' come fate voi adesso. Scusate se vi ho disturbato, tolgo il disturbo, entrando chiedo per... Non fa lo stesso, come il caffè mi sento grazie per lo spazio che mi avete con... Che non è un... Stiamo bene Quindi... vorrei che facciamo una cosa un po' strana che non si usa dai tempi in cui ero bambino, anche se non l'ho mai vista nella fiaba di Pollicino. Proviamo a tenere per mano la persona che sta adiacente alla nostra poltrona e vediamo cosa funziona se facciamo una sorta di comunicazione plateale dentro la platea, o se vi fa cagare non fatela questa idea. Diamoci le mani così, l'un l'altro, e poi alziamole in alto. E per essere alla pari con voi scendo dal palco. Grazie.
dovete anche riposare. L'importante è che percepite un po' di questo entusiasmo, perché sapete c'è la crisi, ma non è un problema la crisi, basta che non penetri qua. Basta rimanere vivi, avere l'entusiasmo di sempre. Avete qualcosa che amate, continuate a farlo ancora meglio. E questa è l'unica soluzione che salverà l'Italia, la serietà e l'entusiasmo. Non serve nient'altro. Quindi fate